Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono prossimi al via i partecipanti alla prima corsa. Confronto per cavalli di 4 anni con i Salchi Gentleman, vincitori di 6.000 euro in carriera, 2.000 metri da percorrere, favorito il numero 2 Edgar, portacolori della scuderia Lagunare, interpretato da Massimiliano Michelotto, ha sgambato molto bene, è reduce da un secondo posto a Trieste. Le alternative sono il numero 7 di Elkan Grimm con Otello Zorzetto, anche lui positivo in sgambatura. Elite Trio, la terza forza del campo, sgambatura tranquilla per l'allieva di Patrick Romano, sicuramente cavalla regolare che può dire la sua in un contesto di qualità abbastanza bassa come questo. Gli altri sono tutti in doppia cifra, a partire da Esbian MTT, passando poi per Ellie Mae Dipa, gli altri a quote altissime. L'autostart sta per mettersi in movimento, il countdown è praticamente esaurito. Il primo a raggiungere la macchina è il numero 6 di Emerson K, ricordiamo che è stata ritirata Elettra del Ronco numero 4 e così sono rimasti in 8 al via. Autostart che si muove all'1 espresso GSO, Paolo Mazzieri, 2 Edgar Massimiliano Michelotto, 3 Esbian MTT Giancarlo Miotto, 5 Elite Trio Patrick Romano, 6 Emerson K Michela Rossi. In seconda fila 7 Elkan Grimm Otello Zorzetto, 8 Ellie Mae Dipa Marco Castaldo, 9 Eclipse Adri Giuseppe Rizzo. Macchina che raccoglie i concorrenti lungo la curva di destra, si prepara al lancio per il doppio chilometro. Si parte con la velocità da parte di Esbian MTT che prova a scavalcare Edgar. Passa a condurre Esbian Numero MTT, Edgar 1 in seconda espresso posizione. GSO squalificato. Poi parte bene Ellie Mae Dipa dalla seconda fila. All'esterno c'è Elite Trio. Numero 3 Esbian MTT Esbian squalificato. MTT che si trovava al comando e lascia così davanti Edgar. Il lancio se ne va in 16 e 3 addirittura. Frazione lentissima quella a partire da parte di Edgar che si è ritrovato al comando, 400 metri di corsa in 32 appena scarso. Edgar al comando, Ellie Mae Dipa in seconda posizione, poi all'esterno rimane sempre Elite Trio, quando se ne sono andati i primi 600 metri di corsa in 48 e 2. Edgar al comando, Ellie Mae Dipa nella sua scia, di fuori Elite Trio, va a fare la seconda pariglia esterna Eclipse Adri, anticipando Elkan Grimm, 800 metri in 1, 3 e 4. Ha accelerato Edgar che in progressione inizia a far andare un po' le gambe. All'esterno sempre Elite Trio, prova a muovere in terza corsia a 1 chilometro dalla fine Eclipse Adri, 1000 di gara in 1,18 e mezzo, con Edgar che conduce. All'esterno sempre Elite Trio che ora prova a mettere pressione in mezzo alla pista. Eclipse Adri, in corda Ellie Mae Dipa, va a prendersi la seconda pariglia guadagnando posizioni Elkan Grimm, 15 davanti alle tribune, 1,33 e mezzi, primi 1.200 di corsa. Sulla piegata di destra per l'ultima volta Edgar è in vantaggio nei confronti di Ellie Mae Dipa, accusa il percorso esterno Elite Trio, poi Elkan Grimm ed Eclipse Adri, 15 e 2 anche la curva di destra, accelera ora Edgar che guadagna 3-4 lunghezze ai rivali, si muove con decisione Elkan Grimm che non ha fatto nulla finora e ora prova a correre l'arrivo, appariglia Ellie Mae Dipa e cerca di portarsi su Edgar, il quale ha portato a casa un miglio in 2-3-6. Edgar al comando, Elkan Grimm che prova ad avvicinarsi a metà della piegata conclusiva. Edgar a 200 dal palo, è sempre in chiara evidenza, Elkan Grimm si avvicina però. Edgar è in vantaggio, Elkan Grimm che prova a spostare, a dargli l'attacco, Edgar al comando, insiste Elkan Grimm, peggiora un po' di camminata però Edgar allora si difende, viene a vincere nei confronti di Elkan Grimm, al terzo Ellie Mae Dipa. 2,33 e 3 per il successo di Edgar
Facile al comando, Massimiliano Michelotto in salchi per Andrea e Gianmarco Sarzetto, i colori della scuderia Lagunare. La vittoria in percorso di testa per il figlio di Orlando Vici e Nara Power, che ritrova il discorso vittoria dopo un paio di prestazioni in cui non era riuscito a vincere. Porta a casa il successo oggi con Massimiliano Michelotto, suo ormai fido interprete. Al secondo Elkan Grimm con Otello Zorzetto. Al terzo posto finisce ancora Ellie May Dipa per un ordine numerico che è 2-7-8.